È andata in archivio come una festa di sport e di amicizia la 22esima edizione del trofeo Micaela Basso, organizzato in Val Fontana Buona da Enzo Malatesta e dall'Unione Sportiva Calvarese, per ricordare la giovane arbitro della sezione di Chiavari morta in un tragico incidente. Micaela era una ragazza che era molto attaccata all'associazione, era molto attaccata e era anche una promessa. Ecco, diciamolo, perché Micaela era anche brava ad arbitrare, ecco. Era ben vista e seguita anche dalle società, da questa società. Allora Micaela era stata una pioniera perché gli arbitri donna erano pochi e 3 sole ragazze avevano iniziato il corso nel nostro territorio. Oggi però c'è qualche ragazza in più. Sì, noi abbiamo 7 ragazze, ultimamente nell'ultimo corso abbiamo avuto 2 ragazze che sono iraniane, una già iniziato ad arbitrare, ha già fatto 6-7 partite di cui già 3 allievi, quindi vuol dire che riusciamo proprio a fare divertire. Una si era infortunata proprio all'inizio e deve ancora incominciare, però è qui con noi, ha fatto da assistente a una partita e ha detto che non vede l'ora di incominciare. Per la cronaca strettamente sportiva, da giudicarsi il torneo è stata la squadra del Villaggio del Ragazzo che ha battuto in finale il Rivasamba ai rigori dopo un 1-1 alla fine dei 90 minuti e dei tempi supplementari. Il portiere Samuele Roffo, dopo aver parato un rigore, ha segnato quello decisivo. Perché questo torneo, vorrei sottolinearlo, è una festa, naturalmente manifestazione calcistica combattuta, perché sono state 2 giornate intense, sia ieri a Ferrada, e questo sono contento che abbiamo fatto le semifinali a Ferrada al Cristoforo Colombo e le finali al Piombo Roberto di Monleone. Abbiamo dato spazio alla Vallata, diciamo, di proseguire questa manifestazione. Il ricordo è un po' amaro, però devo dire la verità che è una giornata così, e vedere giusto 2 giorni di sport come va fatto così con questi ragazzini qui, i genitori, tutto, che si comportano in un modo che difficilmente si vede nei campi sportivi, anche nel settore giovanile, è quello che mi fa un enorme piacere. Sono veramente grato a tutte le società che educano in un modo simile dei ragazzi, che speriamo che lo siano, e sono certo, perché insegnando a questo modo qui lo saranno anche da grandi.